Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul nostro canale di Naonia VP. Il titolo che ho scelto per l'argomento di oggi dice chiaramente: dov'è finita l'Italia? Ebbene, in questo argomento voglio fare un po' un'analisi di quello che è il nostro paese in quest'anno, il 2021, e quali sono le sue possibili strategie nello scenario in cui esso è immerso. Direi innanzitutto di cominciare questo discorso anche questa volta con l'analizzare quella che è una cartina geografica che in primo luogo ci mostra qual è lo scenario in cui l'Italia è immersa. Come ben possiamo notare analizzando la nostra cartina, si può evincere in modo chiaro ed inequivocabile come l'Italia sia totalmente immersa all'interno del bacino del Mediterraneo, un mare che sta prendendo un'importanza sempre più grande con il passare del tempo, questo soprattutto a causa di tutti i nuovi traffici che si stanno sviluppando con l'Oriente, a cominciare dalla celebre Via della Seta cinese, la quale ben sappiamo che passa per forza di cose all'interno del Mare Nostro. Analizzando questa cartina, come già detto, possiamo vedere in primo luogo come l'Italia sia totalmente immersa all'interno del Mar Mediterraneo. Ma adesso la domanda fondamentale da porsi è la seguente: che cos'è il Mare Mediterraneo oggigiorno? Ebbene, oggigiorno il Mar Mediterraneo è sostanzialmente una frontiera fra due mondi. In termini geopolitici vengono chiamati da alcuni Ordolandia uno e Caoslandia l'altro. Penso che i nomi siano abbastanza chiari sul loro significato. In altri termini invece possiamo definire essere il Mediterraneo sempre una frontiera fra due mondi e vede in poche parole da una parte un mondo che è quello europeo, occidentale, dall'altra parte invece un mondo che è quello derivato dalla vecchia espansione islamica avvenuta nel VII secolo d.C. Ora poi, questo è quello che vediamo in poche parole, quindi in grandi linee, presente all'interno del Mare Nostro. Il punto però, l'Italia adesso quanto è presente all'interno del Mar Mediterraneo? L'Italia sembra quasi che negli ultimi anni si sia messa d'impegno per scomparire totalmente dal suo bacino marittimo. L'Italia in poche parole si è ritirata dalla sua politica estera, non ha più una politica estera, non ha più una strategia, non ha più nulla in poche parole, si è ritirata. Molti diranno: ma l'Italia ha fatto anche bene a ritirarsi, dopo tutto siamo un paese disastrato, cosa vogliamo fare? Siamo pieni di problemi, di disastri, non sappiamo gestirci già noi di nostro da soli, figurati portare l'Italia a fare anche proiezioni al di fuori dei suoi confini terrestri peninsulari. Beh, ovviamente è un ragionamento questo totalmente sensato in certi termini, anzi forse si potrebbe anche dire che l'Italia, almeno quella di oggi, forse meriterebbe anche l'estinzione, visto il modo in cui è stata gestita negli ultimi anni e visto soprattutto i grandi obiettivi di politica e di visione del mondo che l'Italia possiede in questi ultimi decenni. Però, dato che non è l'estinzione il fine né mio né penso di voi ascoltatori, dato che nessuno di noi qui presenti vuole vedere l'ultimo giorno dell'Italia, e citando Aragorn dal Signore degli Anelli potrei quasi dire: no, ci sarà un giorno in cui cadremo, ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Potrei anche dire che all'Italia invece serve avere e come una strategia all'interno del Mar Mediterraneo. L'Italia deve innanzitutto tornare a essere presente nel Mar Mediterraneo. Questo perché la storia prima di tutto ci insegna in modo estremamente evidente come l'Italia sia passata da momenti in cui era una
terra di conquista, una penisola che veniva spartita da altri, a momenti invece in cui si rendeva conto della sua posizione strategica, della sua importanza strategica, che gli dà per forza di cose naturali il diretto controllo di tutto il Mar Mediterraneo, e quindi l'Italia, o perlomeno i vari stati italiani, hanno cercato di sfruttare questa possibilità che la geografia stessa gli dava per l'appunto soffermarsi nel Mediterraneo come potenze egemoni. Adesso, perché ovviamente serve avere poi un'egemonia del Mar Mediterraneo? Tanti potranno anche chiedersi. Di per sé un'egemonia del Mediterraneo è una cosa fondamentale per un paese come l'Italia. Prima di tutto dobbiamo ricordarci che il nostro, come già detto e ribadisco, è un paese immerso fino al collo all'interno di questo mare. Ciò significa che, punto primo, per essere difeso e difendibile, esso deve poter per l'appunto controllare le acque che lo circondano. Controllare le acque vuol dire anche controllare i porti che ci sono in queste acque, i porti anche delle altre sponde, della quarta, della quinta, della sesta sponda dell'Italia, cosa che ovviamente oggi l'Italia non sta facendo. In termini geopolitici, per esempio, parliamo di quinta sponda, per esempio, come magari parliamo della sponda balcanica. Parliamo di quarta sponda dell'Italia, invece, magari quando vogliamo parlare della tanto agognata sponda africana, in poche parole la Libia, quella che ancora dai tempi delle guerre puniche abbiamo sempre cercato di tenere sotto controllo, proprio perché è stato proprio nei momenti in cui l'Italia non ha avuto sotto controllo quella determinata zona del Mediterraneo che l'Italia è stata vulnerabile. Adesso, chi è che invece si sta svegliando nel mondo e sta, mettendo mano per l'appunto nel Mediterraneo, a cominciare da questa tanto citata quarta sponda? Abbiamo due paesi in particolare, la Russia di Putin e la Turchia di Erdogan. La Russia di Putin, che in poche parole cerca di espandere la sua influenza, il suo prestigio, prima di tutto in Libia, per estendersi poi in Africa ed ampliare tra l'altro quello che è un suo mercato in primo luogo di esportazione di armi nel continente, e la Turchia di Erdogan invece, che ha deciso di intraprendere una politica espansionistica, come definiscono molti, di stampo neo-ottomano. In poche parole, il caro nuovo sultano Erdogan, come tanti lo chiamano, ha deciso di riaffermare l'egemonia turca su quelle che erano le terre controllate dall'impero ottomano, terre che tra l'altro l'impero ottomano ha controllato fino ad un secolo fa. Non peraltro, per esempio, adesso facendo una piccola parentesi di storia, la Libia divenne colonia italiana dopo la guerra italo-turca che vede di per sé la vittoria dell'Italia sul vecchio impero ottomano e la successiva conquista dei territori della Tripolitania e della Cirenaica. Ora poi, quali sono i motivi fondamentali per cui l'Italia deve assolutamente intraprendere una sua politica estera, forse anche aggressiva, ed è anche forse giusto farlo, all'interno del Mediterraneo? Prima di tutto c'è un fattore da tenere in considerazione. L'Italia, come ben sappiamo e come ben ci ricordiamo avendolo ancora studiato nei sussidiari quando eravamo alle elementari, è un paese che non ha risorse dal punto di vista energetico. In poche parole, non abbiamo né gas né petrolio. Adesso però dobbiamo ricordarci che esiste una zona limitrofa all'Italia in cui queste risorse ci sono. Questa zona per l'appunto è la zona libica. La zona libica che, come ben sappiamo, è sempre stata in buoni rapporti privilegiati con l'Italia per quanto riguardava proprio questo export di
petrolio, di tonnellate e tonnellate di barili di petrolio. Ora però, da quando è caduto il regime di Gheddafi, sappiamo che la Libia fondamentalmente non esiste più. Noi leggiamo sulle carte il nome Libia, ma di per sé dovremmo leggere Tripolitania, Cirenaica e, volendo essere molto buoni e generici, Fezzan. Come ben si sa, la Libia è in una guerra civile al cui interno vediamo una serie di schieramenti diversi l'uno contro l'altro. Vediamo in poche parole un governo a Tripoli riconosciuto dall'ONU, sostenuto dall'Italia a parole ovviamente e dalla Turchia di Erdogan con tanto di mercenari. Vediamo in Cirenaica poi un governo invece sostenuto da Putin, dalla Francia, a cui a capo di questo governo c'è il generale Haftar, il quale tra l'altro possiede bene o male 2/3 del paese. E infine vediamo nella parte meridionale della Libia, nel Fezzan per l'appunto, una serie invece di tribù sparse che si gestiscono il territorio e controllano bene o male tutto quello che è il flusso anche migratorio, di vendita di armi, di vendita anche di droga e comunque possiamo dire di affari illeciti. Questa quindi è la situazione libica oggi. Quando c'era Gheddafi questo non c'era, come ben sappiamo c'era un paese perlomeno unito ed era tra l'altro all'epoca considerato uno dei più stabili della regione. Ora, ciò che ovviamente servirebbe all'Italia in primo luogo sarebbe riportare un ordine, una stabilità dove questa stabilità è venuta a mancare, così da avere per l'appunto una sua base d'appoggio per poter continuare ad avere il controllo dei suoi rifornimenti energetici. Oggigiorno, per esempio, vediamo bene come in Tripolitania i turchi, per esempio, siano tornati lì per restarvici. Ciò implica, per esempio, il fatto che certe basi siano diventate, per esempio, adesso di proprietà turca, certe basi militari. In Cirenaica succede una cosa analoga con la Russia. E si tratta poi, tra l'altro nel caso della Russia, del peggior nemico della NATO, piccola parentesi, peggior nemico della NATO che si voglia o no, in quanto la NATO fondamentalmente è l'estensione della forza militare americana sul continente europeo. Quindi immaginatevi voi anche a livello strategico, in caso di conflitto, cosa vorrebbe dire avere in poche parole basi militari russe in Cirenaica, quindi vale a dire a largo delle nostre coste meridionali. E ricordo che l'Italia è un paese nato, ed è uno dei punti strategici dell'Alleanza Atlantica. L'Italia poi nei Balcani che fine ha fatto? Anche lì l'Italia sembra aver fatto le valigie ed essersene andata, sparita completamente anche da quella zona, una zona in cui un'estensione dell'influenza italiana sarebbe, oltre che la cosa più sensata a livello geografico e anche forse storico-culturale, sarebbe una cosa sensata anche su un piano politico per garantire anche una stabilità e una pace pure in quella zona. Diciamo una nuova Pax Romana, potremmo anche chiamarla, una nuova Pax Romana che riporti a una convivenza pacifica tutte quelle zone che abbiamo visto essere state dilaniate da guerre spesso fratricide presenti all'interno di quei territori che si sono svolte fino a 30 anni fa e che ancora oggi in certi casi sono rimaste irrisolte come conflitti. Quindi di per sé un'estensione italiana, dell'influenza italiana, o potrei anche dire romana, in quella che è l'area balcanica sarebbe una cosa più che logica per l'appunto per garantire anche lì la stabilità e la pace di quei territori, ma soprattutto poi anche in questo caso per garantire quello che è il mantenimento anche di certe rotte. Noi sappiamo per esempio anche che per i Balcani passano anche certi gasdotti di una certa rilevanza, che vanno a finire poi magari o in Puglia, passando per magari prima la parte meridionale dei Balcani, oppure che vanno a finire a Trieste. Quindi anche qui abbiamo una strategicità non da poco da tenere in considerazione.
Dunque, in poche parole, l'Italia che cosa dovrebbe fare? Prima di tutto dovrebbe riproiettarsi con una sua politica su queste zone. Adesso ovviamente la domanda che sorge spontanea è: ma c'è qualche politico all'interno della nostra attuale classe politica che ha deciso di fare delle mosse di questo tipo? La risposta penso sia molto semplice da dare ed è un no, secco e deciso. Purtroppo non c'è alcun politico oggigiorno in Italia che abbia una visione del mondo, che abbia una visione strategica, una strategia per l'Italia. Non c'è. Probabilmente l'ultimo politico italiano che abbiamo avuto, che ha avuto una strategia all'interno del Mar Mediterraneo, con buona probabilità è stato Bettino Craxi, che ha avuto per l'appunto questa strategia del concepire l'Italia innanzitutto come paese mediterraneo e che deve puntare senza ombra di dubbio a quello che è un controllo, una egemonia del Mar Mediterraneo. Altri personaggi ancora, sempre della nostra storia repubblicana, puntarono a queste idee. Per fare altri esempi potremmo citare anche forse magari Enrico Mattei per quanto riguarda soprattutto l'approvvigionamento energetico di petrolio per l'Italia. Al giorno d'oggi, come già detto, non c'è nessuno all'interno della nostra classe politica e i motivi per cui ovviamente non si parli di tali questioni penso che siano, non dico evidenti, però forse anche abbastanza facili da intendere. In primo luogo non si parla di queste questioni anche perché abbiamo una classe politica che non è preparata nel poter affrontare queste questioni, punto primo. Punto secondo, e qua forse metterò un po' il coltello nella piaga, però c'è anche da dire che anche a livello di popolazione l'Italia di per sé non è in grado di capire queste cose ancora, in quanto di per sé noi italiani siamo molto bravi per esempio a parlare della politica estera degli altri, delle strategie degli altri, del commentare quello che fanno gli altri, ma quando invece si tratta di portare una nostra strategia, un qualcosa che sia fatto da noi, per i nostri fini, per i nostri interessi, a quanto pare non siamo in grado di fare questo al giorno d'oggi. I motivi sono disparati, vuoi perché siamo gli amici di tutti, vuoi perché non sappiamo farlo o perché non vogliamo farlo, ma questa è la realtà dell'Italia oggigiorno. Dunque, detto questo, direi che ho fatto una analisi sommaria, forse anche fin troppo esaustiva per i termini di durata che abbiamo per questi nostri video su YouTube, su quella che può essere una strategia, una prima ipotesi di strategia che vi lancio per non tediarvi eccessivamente con cose troppo complesse, per quello che può essere lo sviluppo dell'Italia all'interno della sua area naturale. Detto questo, quindi, grazie per la visione e ci si vede con il prossimo video.